Abbiamo un filmato che ci introduce il nuovo ospite. The winner for the Philanthropy and Society Award is OTB Foundation. OTB Group launched its non-profit organization in 2008 with the mission to contribute to sustainable development and act promptly and concretely where emergencies arise. OTB Foundation focuses its actions on three main areas: women, children, and inclusion. Its rapid intervention approach makes it particularly effective in emergency situations. OTB Foundation has invested in over 300 social development projects globally, benefiting over 300,000 people. All of this with operating costs that are close to zero. Sono messi a chiacchierare, per cui io entro, perché se no non entra nessuno. E allora, i nostri ospiti adesso sono Renzo Rosso e Arianna Alessi, se vengono. Eccoli! Sera. Grazie. Vi lascio seduti lì, mi metto qua. Dove vuoi? Dove vuoi? Cosa vuoi? Ciao. Ciao. Here, there? Qui? Dai, vuoi? vieni tu qua. Ok, vengo io qua. Ok. Sì, dai. Allora, il filmato parlava di sostenibilità e di filantropia. Questo perché, parlando di aziende familiari, noi abbiamo tante sfaccettature in un'azienda familiare. E quando parlavamo stamattina con Enrico Carraro del ruolo dell'imprenditore, si è visto come questo ruolo sta sempre più crescendo, o quantomeno sempre più appaiono tutte le attività che fa un imprenditore. Io volevo sapere da Renzo Rosso perché ha fondato la sua fondazione, OTB Foundation, in tempi non sospetti. Allora, diciamo che fa parte della mia cultura partecipare alla vita sociale, quindi un po' è l'educazione che ho ricevuto dai miei genitori, che quali vado molto grato. Educazione direi quasi che oggi noi genitori facciamo fatica a dare ai nostri figli, quindi ho imparato i valori della vita, il rispetto delle persone, aiutare le persone in genere. E con questi valori poi che ho fondato le mie aziende, che lavoro con le mie persone, e quindi fa parte un po' di un mio modello comportamentale, questo educativo anche. La fondazione parte nel 2008 grazie al Dalai Lama, che mi ha dato questa spinta, perché siamo amici, ci confrontiamo sempre, ogni anno ci vediamo, ci facciamo qualche oretta insieme, e un giorno, parlando del più del meno, mi diceva che è sbagliato fare assistenza, dare aiuto alle persone e non farlo vedere. Quindi io l'ho sempre fatto di nascosto, ho sempre cercato di stare un po' distante da questo tipo di visibilità, e lui invece mi spiegava che farlo vedere aiuta molto, perché può essere di stimolo per portare tante persone. E quindi è così che abbiamo fatto, abbiamo fatto la fondazione ovviamente fatta con i miei principi, con i miei valori. Noi non abbiamo costi amministrativi, le persone che ci lavorano sono i nostri dipendenti, quindi ovviamente vengono pagati dalle aziende, e poi la fondazione porta avanti dei progetti un po' con l'idea breve fin dall'inizio. Pensa, non so, che all'inizio abbiamo educato dei topi ad andare a tirare via le mine, quindi anche cose un po' fuori di testa. Abbiamo fatto delle cose pazzesche, mi ricordo un villaggio, grazie anche a Jeffrey Sachs, siamo andati una volta a fare un giro dell'Africa con Bono, e abbiamo visto questo paese, il Mali, e lì siamo andati a fare un villaggio di 20.000 persone, quindi a volte non servono neanche tanto i soldi, sono più le idee, la voglia di fare le cose. Quindi ecco, noi con la nostra fondazione oggi abbiamo tantissimi progetti, che magari dopo ve ne parlerà Arianna. Qui c'è anche una foto dietro, poi che ci spieghi, che vediamo di
comprendere. Qui sono i mali, per Ecco, esempio. no, siccome per questo chiedo. Sì, qui sono i mali. Un viaggio bellissimo, mi ricordo, poi pazzesco perché eravamo a Timbuktu, pensa nell'albergo dove eravamo noi con Bono, il giorno in cui siamo andati via è cominciata la rivoluzione del Mali, cioè è cominciato la guerra e sapevano che eravamo lì, ci hanno lasciati andare via e poi è cominciato, e l'hotel dove eravamo poi è diventata sede della guerriglia. Vabbè, comunque la nostra fondazione ha dei principi, ha questi valori, non abbiamo spese amministrative, vogliamo che quello che abbiamo vada direttamente alla fonte. Oggi, grazie all'insegnamento del Dalai Lama, vogliamo anche lasciare il segno, quindi magari i progetti li vogliamo portare avanti dall'inizio alla fine, non vogliamo che la gente ne approfitti perché ci sono tante istituzioni di questo tipo che veramente spendono molto. Non voglio fare nomi, ma i nomi più blasonati, più famosi hanno anche costi amministrativi dell'80%, quindi pensate un po' i soldi che noi diamo a queste fondazioni, quanto poco alla fine arriva. Invece noi ci preoccupiamo che tutto quello che abbiamo destinato per un progetto vada direttamente, lo seguiamo direttamente e lo vogliamo far vedere, siamo orgogliosi di farlo vedere proprio perché possa essere preso come spunto da tanti altri. Poi la cosa bella è che grazie anche a questa visibilità, mentre prima la fondazione viveva solamente di soldi miei o delle nostre aziende, adesso godiamo di credibilità. Quindi la gente piace investire in quello che facciamo, quindi non è l'euro e 2 euro con l'SMS che mandi che poi non sai mai, che non arrivano mai oppure vengono dispersi in qualche altra. Si sa che grazie a questo rispetto che abbiamo guadagnato, la nostra fondazione è diventata anche un punto di investimento e siamo orgogliosi di dirlo. Ecco, a questo... Vero, bravo. Proprio su questo tema io volevo passare la parola a Arianna perché lei è diciamo, un economista, comunque laureata in Bocconi e quindi ha questo approccio di carattere anche tecnico, no? alla fondazione, perché i soldi non vanno sperperati, ma devono essere come un investimento di altro genere. Quindi volevo capire questo lato e anche un po' i progetti principali che fate, perché li avete scelti. Sì, siamo veramente orgogliosi di dire, come ha detto Renzo, che quando sono arrivata i soldi arrivavano solo dal gruppo OTB, mentre poi lavorando, diventando secondo me ancora più credibili e mostrando sempre di più quello che facevamo, possiamo dire con orgoglio che il 50% di quello che raccogliamo arriva da fonti esterne, da altri imprenditori e da altri donatori, e questa è veramente una cosa per noi molto importante. Quando Renzo mi ha chiesto di seguire la fondazione, ecco, io facevo tutt'altro, come detto, io arrivo dal mondo della finanza, lavoravo in una banca d'affari, poi ho lavorato in alcuni fondi, e lui mi ha detto, vuoi seguire la fondazione? Gli ho detto, guarda, non so niente di no profit, se vuoi lo faccio, però lo voglio fare con la mia testa. Quindi mi sono messa un po' a studiare un po' le fondazioni, come lavoravano, come veramente operativamente lavoravano, come venivano gestiti i soldi, ho visto cose che mi sono piaciute, ho visto tante cose che, come ha detto Renzo, non mi sono piaciute. E da lì, dopo un mese di ricerca, con Renzo mi sono fermata e ho detto, guarda, ok, ho deciso, lo seguo, però sappi che lo facciamo in un certo modo, cioè io seguo anche aziende profit, ho detto, io voglio ragionare profit e non profit allo stesso modo. Per me, quando mi presentano un progetto, deve avere un bilancio che funziona dare avere, deve avere la sua produttività, deve essere reinvestita e voglio la rendicontazione mensile o trimestrale, e quindi noi diamo i finanziamenti, aiutiamo le organizzazioni solo quando ci presentano le fatture, la rendicontazione, il numero delle persone che sono riusciti ad aiutare, e quindi noi finanziamo solo nel work in progress dei progetti. Per noi questo è molto importante. E da quando abbiamo iniziato non è stato facile perché il mondo del no profit non è così organizzato. Noi siamo una fondazione grant making, quindi siamo una fondazione che finanzia, quindi che non entra nell'operatività, per cui finanzia altre realtà che poi vanno nell'operativo, però diciamo che noi supervisioniamo, e quello che vogliamo fare è inserire la nostra capacità imprenditoriale all'interno di queste organizzazioni, magari aiutandole nel creare la struttura, portandogli l'amministrativo o aiutandoli nelle magari inefficienze che possono esserci per riuscire poi ad andare avanti, anche perché i criteri con cui noi selezioniamo i progetti sono per noi fondamentali.
fondamentali, che uno è l'innovazione, ci chiamiamo Holiday Brave per cui ci deve essere qualcosa di diverso un po' dal comune, poi devono avere un impatto diretto e poi vogliamo che siano sostenibili nel senso sostenibili nel tempo, cioè noi ci siamo oggi, ma non devi pensare che io ci sia anche domani, quindi vogliamo aiutarti nel far sì che poi tu vai avanti con le tue gambe, poi ci saremo se hai bisogno, però ti vogliamo strutturare perché poi tu possa andare avanti con le tue gambe, quindi chiamare altri investitori. Io chiamo investitori anche se sono donatori, perché per me è veramente li ragiono con la stessa mentalità e facendo così vedo che i risultati li abbiamo ottenuti e comunicando, come diceva Renzo, è molto importante perché se voi andate nel nostro sito lo aggiorniamo ogni 2 settimane, vedete esattamente quante persone andiamo a aiutare per ogni singolo progetto e quando fanno le donazioni a noi diciamo indicate nella causale quale progetto vi piace perché poi va esattamente in quello che ci indicate. Intanto ci dici dove siete in questa foto? Qua siamo in Diesel Pharma. Ah, che è una delle Che è- passioni di Renzo Rosso, non è della OTB Foundation, Una- però è l'altra parte, È una è realtà, un'altra parte importante del gruppo. Adesso usciamo un una po', realtà ma bellissima, se mi dai un minuto ti racconto sì, la no, storia, certo. perché nell'inizio 90, quando sono cominciati gli scandali delle tangenti, e quindi i proprietari di questa proprietà qui hanno fallito, quindi sono 100 ettari, 5 colline a 300 metri sul livello del mare, bellissime, e la stavano lottizzando per fare una piccola Beverly Hills. Ho detto se la date a me la tengo con me, difatti oggi è un parco nazionale, c'è una strada che la taglia a metà, la gente passa a fare le passeggiate in mountain bike, è una realtà veramente stupenda dove ovviamente produco anche questo vino fantastico che si chiama Olio di Rosso e Rosso di Rosso. Adesso dopo ci torno perché, no, prego, Grazie. perché questo è un altro aspetto del vostro gruppo che non è appunto OTB Foundation, ma poi c'è tutta una parte di investimenti personali che in qualche modo sono speculari quasi, no? Alla parte del non profit. Io però volevo capire un po' i progetti, quali sono i progetti più importanti in questo momento che state finanziando, si è visto molto tutta l'Ucraina, si è visto... No, dietro voi. I progetti più importanti, è sempre difficile qui fare una classifica quando mi viene fatta questa domanda perché scegliere i più importanti non riesco a dirlo. Vi dico quelli che noi seguiamo. Ecco, noi seguiamo progetti legati ai bambini, qui supportiamo case e famiglie, supportiamo giovani. In questo momento abbiamo un tema di disagio giovanile importantissimo, per cui abbiamo progetti di prevenzione. Lavoriamo con San Patrignano con un progetto We Free, dove andiamo a incontrare circa 15.000 studenti all'anno, andiamo a parlare con ragazzi che stanno uscendo da Sampa e raccontano dei problemi appunto di addiction, i problemi che hanno avuto in casa, insomma cose giovani che parlano con i giovani hanno un effetto veramente importante. Sempre con la prevenzione parliamo di bullismo, cyberbullismo, parliamo di violenza di genere e violenza contro le donne. Sui giovani abbiamo attivato un servizio che si chiama Only the Brave, chiama Alice, che è un progetto molto importante, è partito un anno fa, dove noi diamo ore gratuite con psicologi specializzati a tutti i ragazzi che ci chiamano, quindi è 24 ore aperto questo servizio, ci mandano una mail e noi fissiamo col professionista per il primo incontro, dopo in base alla tipologia di problema noi indichiamo il professionista insomma, lo specialista ed è totalmente gratuito. Ci tengo a ricordarlo perché è un progetto importante per noi che sta, ahimè, funzionando tantissimo. E dopodiché, sempre sui giovani, noi oltre alle prevenzioni siamo il tema delle donne, un altro tema che sia molto caldo per noi. Nelle donne noi lavoriamo, in tutti i progetti lavoriamo sia in Italia che all'estero, è importante ricordarlo. Per le donne noi abbiamo un progetto che si chiama appunto Mai Più, che vedete qui, è un progetto che si aggancia dai centri antiviolenza ed è un servizio dato alle donne dove noi diamo supporto psicologico gratuito, supporto legale gratuito e tirocinio formativo, convinti dell'idea che solo facendo lavorare le donne, anche part-time, le aiutiamo insieme a un supporto psicologico ad arrivare poi a uscire dalla situazione di violenza in cui si trova. Ed è quando abbiamo avviato, e l'abbiamo avviato a Bassano del Grappa e gentilmente ci chiama un po' da tutto il Veneto, sta funzionando questo anche molto bene, ma soprattutto i risultati funzionano perché agganciandoci il lavoro, quindi l'autostima, un po' l'autonomia anche a livello economico, riusciamo a far uscire le donne da queste situazioni di disagio. E sempre sul tema delle donne c'è un progetto che sta a cuore che
qui andiamo in Afghanistan, a Kabul, abbiamo avviato un progetto che si chiama Pink Shuttle, prima che arrivassero i talebani, dove è stata la prima impresa al femminile. Praticamente noi abbiamo aiutato un'organizzazione locale che aveva una scuola per le donne, faceva una scuola guida per le donne, che ci ha colpito un po', perché ho detto le donne lì non possono guidare, non possono fare niente, ho detto perché lavorate lì? Poi parlandoci insieme ci hanno spiegato che loro fanno formazione, empowerment della donna, e allora abbiamo detto perché non proviamo a fare uno shuttle per le donne, e ci hanno dato l'ok, quindi avevamo 8 mini shuttle per 8 donne guidate dalle donne che giravano all'interno di Kabul. Poi sono arrivati i maledetti talebani e ce l'hanno bloccato, e questi shuttle sono diventate delle ambulanze che adesso girano, danno adesso pacchi alimentari. Durante il Covid hanno avuto state ambulanze vere e proprie. Sempre in Kabul abbiamo aiutato 30 ragazze che erano minorenni, che erano all'interno delle prigioni, e le abbiamo aiutate perché si erano ribellate ai genitori perché non volevano sposarsi. Allora abbiamo fatto supporto psicologico, pagato gli avvocati per farle uscire, poi mandarle in comunità, non certo nelle famiglie, perché poi sarebbero ritornate in carcere. Poi sono arrivati appunto i talebani al potere 2 anni fa. Noi siamo anche percepiti come emergenze, ecco un altro tema che siamo visti come fondazione, perché interveniamo quando ci sono le emergenze. Quando ci hanno chiamato da Kabul, mi ricordo era il 10 di agosto, hanno detto guardate che hanno dato la lista delle ONG straniere che operano qui per l'empowerment della donna, siete nella lista, vanno a casa, ammazzano le donne che lavorano lì e in più la loro famiglia. Quindi siamo state tra le organizzazioni che hanno portato in Italia 300 almeno afghani, organizzando aerei da Kabul a Kuwait City poi in Italia. Poi è arrivata appunto l'emergenza del Covid, siamo state insieme alla Fondazione Bocelli i primi ad avere milioni di DPI, li abbiamo forniti prima a piccoli ospedali, poi a grandi ospedali in tutta Italia, poi alle RSA e poi anche a piccole realtà che ce li chiedevano, tutti i vari reparti che erano stati dimenticati in quel momento, di dialisi, di oncologici. E abbiamo aperto Covid Hotel, abbiamo aperto un centro vaccinale per vaccinare più di 120.000 persone. Ecco, la nostra fondazione va prima mi hanno fatto una domanda, qual è la cosa più importante in questo momento? Cioè, andiamo nel momento in cosa succede, ecco, che cerchiamo di entrare nel vivo delle cose quando vediamo il problema. Dopodiché è arrivato il problema è arrivata la guerra in Ucraina siamo stati tra l'altro il primo gruppo fashion che si è esposto pro-Ucraina, ed è stato i primi giorni di marzo, e dove abbiamo detto ok, noi sosteniamo UNHCR dando pocket money alle persone che stavano scappando da Kiev e dall'Ucraina verso la Polonia, e poi al 5 di marzo abbiamo cominciato a inviare decine di pullman per portare in Italia 443 ucraini, il 63% sono minorenni che ancora stanno in Italia, adesso pian piano stanno rientrando quei bambini, e poi in processo di integrazione, che è un tema che per noi è importante, perché la nostra fondazione, ecco, non vuole essere una fondazione che fa assistenzialismo, ma una fondazione che cerca di dare empowerment, dignità alla persona, quindi inserimento. Quindi per esempio i nostri ucraini lavorano tutte le donne, vanno a scuola i bambini, vanno all'asilo, fanno attività sportive, ecco cerchiamo di farli entrare, dargli una seconda chance. Poi se loro scelgono di tornare indietro è una loro scelta, però ecco questo è quello che siamo noi. Io esco. Grazie. No, se posso aggiungere, Sì. c'è un aspetto pazzesco di quando operi direttamente come noi operiamo con la fondazione, cioè le cose che vediamo con i nostri occhi sono incredibili. Non so, io a volte mi sveglio e trovo lei alle 2 di notte che è lì che si messaggia. Non so, quando portavamo a casa queste donne, i pullman che arrivavano dall'Ucraina, cioè lei che li pilotava con tutti i problemi che ci sono, e poi con queste donne che sono arrivate, che sono solo donne con bambini, ovviamente hanno i mariti lì a combattere, quindi vediamo i video di cosa succede in questo paese, cioè se vedete quello che i miei occhi hanno visto, che i nostri occhi hanno visto, cioè veramente vai via di testa, cioè, quindi essere dentro questo tipo di aiuto sociale ti dà anche una umanità, una visione del mondo, ti fa capire che i valori non sono solamente lavorare, fare soldi, cioè i valori sono anche altri, che poi noi lo stiamo facendo in una maniera addirittura molto rotonda a 360 gradi, perché una cosa aiuta l'altra. Questo è molto bello. Però mi veniva appunto un'altra domanda, perché tu fai anche l'imprenditore, no? E molto spesso non ci si espone per paura
di perdere dei mercati, dei partner, quindi Ma io non ho paura, il nostro secondo nome è Only the Brave, è quello che facciamo molte volte davanti Brave, la fondazione è anche Brave, per cui ho il coraggio di di prendere le decisioni quando dobbiamo prendere in tempo reale, come diceva prima Arianna. Quando è successo il problema dell'Ucraina, noi siamo stati il primo gruppo che si è esposto. Cioè, mi ricordo i miei cugini, chiamiamoli, che fanno lo stesso mestiere, tutti quanti avevano paura ad esporsi, cosa facciamo, non possiamo più vendere, in Russia succede un casino. Non ci siamo esposti tranquillamente direttamente perché la nostra esposizione è stata comunque a favore di persone che avevano dei problemi. Ecco, quindi avere anche la- la voglia di metterti in primo piano, di mettere la tua faccia, perché quando metti la faccia è diverso, cioè quando uno mette un gettone, mette là dei soldi, sembra come che si compra, che ne so, la porta del paradiso, cioè è tipico delle persone anziane che dicono da un po' di soldi così mi sento tranquillo, mi sento a posto. Non è questo, non è questo. Fare del sociale vuol dire mettere la propria anima, mettere il proprio pensiero, mettere il tempo. I soldi possono essere un di cui, non sono necessari i soldi, basta anche solo del tempo. Sapete quante persone hanno solo bisogno veramente di parlare, di essere ascoltate? E questo è qualcosa che possiamo fare tutti, anche chi oggi non ha nulla. Quindi fare del bene. Poi aiuta perché ti fa riflettere, ti fa capire tante cose. Una delle più grandi educazioni che io ho imparato e che cerco anche di dare ai miei è di ascoltare. Provate quando fate un discorso con qualsiasi persona, dopo 20 secondi la persona ti ferma e ti racconta la stessa storia vista dalla persona in cui gli state parlando. La gente non ne frega un cazzo di ascoltare quello che dite voi, la gente ha proprio solo voglia di parlare. Ecco, se uno riesce a capire quanto importante sia ascoltare, è fondamentale perché poi quella persona là l'hai conquistata, è una persona che si sentirà molto a suo agio, con quale potrai fare molte cose nel futuro. Va bene. Renzo ha detto una cosa grande, è il è tempo. giusto. Il tempo Tempo. perché è la ricchezza più grande, è una ricchezza che non possiamo risparmiare, no? Poi diceva Seneca, per cui il tempo che dedichiamo alle persone è la vera qualità che ti fa creare l'empatia con la persona, cioè l'arrivo degli ucraini, l'abbraccio, l'esserci, essere presente. Il tempo è una cosa immateriale, no? Spesso non ci si dà valore perché è una cosa immateriale, però è una cosa che è importantissima, la cosa più importante che abbiamo. Quindi OTB Foundation che hanno deciso di dare del tempo per questa attività, no? Per noi è importante, lo vediamo all'interno dei dipendenti con tutta l'engagement che abbiamo tra i dipendenti e con anche la collettività, con la voglia di fare che c'è. Per cui è importante. Un altro tema anche per noi importante sempre sulle donne è il Brave Women Awards, di cui vorrei parlare, perché abbiamo visto che in Italia ci sono pochissime donne che stanno arrivando, che sono nella pubblica amministrazione ad alti livelli, lo vediamo, e pochissime donne nelle cariche di CEO in azienda, per cui noi abbiamo adesso lanciato queste borse di studio per fare dei master mirati appunto a pubblica amministrazione e MBA in università, siamo partiti dalla Bocconi, ma lo stiamo facendo con diverse università italiane, perché vogliamo creare la nuova classe dirigente del futuro al femminile. Per noi questo è importante, è fondamentale, perché anche la donna deve avere l'opportunità, di avere l'occasione, anzi, di andare avanti. Noi donne abbiamo la capacità di essere poliedriche, abbiamo la sensibilità di poter capire che abbiamo davanti. È vero, Renzo? Vero, vero. Devo No, possiamo dire però che in OTB il 60% delle donne, lo sai Silvia, No, ne abbiamo eccolo qua. 51% nei primi livelli e 61% come persone, che poi noi non abbiamo manifattura, sono solamente uffici, quindi avere il 61% di donne e 51 nei primi livelli. L'altro giorno ero al board di Diesel e sono donne, veramente pazzesco. Quindi la donna ha una capacità, vuoi per i problemi che una donna ha, vuoi per come è sempre stata trattata la donna, per storicità, la donna
ha dei valori in più e quindi io mi ritrovo molto a lavorare con loro, sono molto cazzute le donne e con loro riesco sempre a fare qualcosa di speciale. Ne ho una qui a fianco, veramente di speciale. Mi spiace che abbiamo soltanto un minuto, però io vorrei mettere la foto del Ponte di Rialto, anche se mi piace molto il tema delle donne, ma volevo toccare almeno visivamente l'aiuto alla cultura, perché questa è un'altra delle cose che fate. Questo è un altro aspetto sociale, ovviamente. Abbiamo una infinità di beni culturali in Italia. Pensate che il 70% dei beni culturali del mondo sono nel nostro paese e sono lasciati là. Cioè, non so, tu vai a vederti, ero a Barcellona, mi guardavo il museo di Barcellona, cazzo, è incredibile, tutto perfetto, tutto organizzato, tutto messo bene. Cioè, non so, tu vai a Roma, cioè, la gente 2000 anni di storia, la gente si porta via le pietre nel zainetto, cioè, capito? È incredibile. Quindi, ovviamente ci vogliono soldi per tenere in piedi tutte queste strutture che abbiamo, i nostri governi, i nostri comuni fanno fatica perché le spese sono sempre tantissime. Anche questa è un'altra parte sociale dove le aziende possono dare tanto e non è che il privato si vuole sostituire al pubblico, io penso che la connection fra privato e pubblico può fare molto bene. Questo esempio di Rialto lo è perché siamo andati a fare la trattativa noi con i manager, con gli assessori, scusa, del comune di Venezia e siamo riusciti a strappare degli accordi per 5 milioni, mi ricordo, di lavori che andavano fatti dai 4 ai 5 anni, siamo riusciti a farlo in meno di 3 anni e abbiamo risparmiato addirittura 600.000 euro. Quindi cioè, se tu ci lavori bene con la gente, non è vero che il pubblico è tutto scassato, si possono fare delle cose molto belle. L'importante è sempre trovare il sistema di lavorare insieme, quello che oggi manca nel nostro paese. La politica un po' ammazza questo gusto, questo potere del comando, della sedia, cioè questo un po', dovremmo un po' buttarlo via. Oggi con un mondo digitale dove vive la trasparenza, dove tutti hanno tutto in una velocità incredibile, quindi speriamo che questa modernizzazione tiri via tutta questa parte di burocrazia perché ne avremo veramente bisogno. Viviamo nel paese secondo me più bello al mondo, abbiamo di tutto di più. Io ho avuto un incarico da Confindustria che poi è diventato un incarico filogovernativo, ho dialogato quindi con tutti i ministri del vecchio governo, Draghi incluso, per creare questo progetto, per dare visibilità alle aziende belle che abbiamo in Italia e lì devo dire ho trovato qualcosa che non mi aspettavo. Quindi ho visto aziende grandi, medie, piccole, start-up, nicchie in 32 settori. Siamo un paese veramente speciale, facciamo delle cose incredibili. Speriamo ora, adesso riprenderò questo progetto con il nuovo governo, quindi, e dopo daremo visibilità. Ho già cominciato a parlare con i vari consoli, le ambasciate delle città più importanti al mondo, perché meritiamo veramente come paese. Guarda, con queste parole diciamo di speranza. Io ringrazio molto anche voi perché ci avete dedicato il tempo, avete condiviso i vostri pensieri e grazie Ok. tantissimo. Ciao, grazie. Io se no io vengo con voi. Grazie.